Allora, Marco Marcello, presidente della Confartigianato di Rovigo. Presidente, un'iniziativa lodevole, molto importante e anche di difficile realizzazione. Il Polesine qui è protagonista in questa manifestazione organizzata agli alimentaristi per portare ad assaggiare agli europarlamentari i prodotti tipici del Veneto. Quali i prodotti del Polesine che si trovano qui e qual è il valore delle imprese alimentari nella vostra provincia? Allora, intanto noi abbiamo accolto questa iniziativa con molto interesse perché è sicuramente un momento promozionale della nostra terra e portare al Parlamento europeo i sapori del Polesine è sicuramente una cosa che dà un valore aggiunto al nostro territorio. Con gli alimentaristi stiamo lavorando molto bene e quindi è una vetrina importante per loro e abbiamo portato tre cose tipiche del Polesine. Il risotto con l'anguilla o col bisato, tipico del Delta del Po, con il riso del Delta del Po. Abbiamo portato il pane biscotto, che è un pane tipico della nostra tradizione popolare del Polesine, un pane che veniva usato anni fa quando non c'era la possibilità di averlo fresco tutti i giorni, quindi mantiene questa croccantezza a lungo. E poi la miazza, che è un dolce tipico scoperto nel 600 fatto con le mele e l'uvetta, quindi abbiamo valorizzato questi tre prodotti tipici del nostro territorio e speriamo di avere un ritorno anche nei nostri associati e di investire sempre di più nel settore dell'alimentazione come Confartigianato di Rovigo.